Gli avremo un fiato corrente d'aria. Buongiorno a tutti e buona domenica a voi che siete qui e a tutti coloro che sono collegati, che ci stanno vedendo via televisione o ci sentono via radio o ci vedono tramite i social media, social network e quindi vedono in diretta questo punto stampa. Sono accompagnato dall'assessore Lanzarin, che è l'assessore alla mia destra, l'assessore alla salute e alla sanità, e l'assessore Bottacin, l'assessore alla protezione civile. Allora, bollettino della giornata. Abbiamo in questo momento in isolamento 14.268 persone. Sono sostanzialmente persone positive o persone, diciamo, contatti di positive, che per la politica del Veneto, voi sapete che abbiamo fatto questa scelta dell'isolamento fiduciario, del tema del rintracciare i contatti o quant'altro, ci porta ad avere ormai 14.268 persone. Quanti sono in questo momento i positivi in Veneto intercettati dal nostro team che fa tamponi in tutte le voci? Sono 5.122. Questi sono positivi, che ovviamente rientrano nel contingente degli isolati, e in questo momento noi abbiamo una massa di ricoveri riconducibile a 1368. Come vedete cresce tutti i giorni. Questi sono tutti i letti, sono 1368 letti, stiamo ormai arrivando a 2 grandi ospedali provinciali. 1368 letti sono quasi 2 grandi ospedali provinciali, e questo vi dà una dimensione, questo numero dei ricoverati, di cosa significa il coronavirus. Al di là di tutte le teorie più strampalate che sentiamo dire sul coronavirus, il dato oggettivo per noi che siamo in trincea è questo: questi sono pazienti che mai nella storia avremmo avuto, li abbiamo avuti tutti col coronavirus, cioè non c'è un'alternativa. Considerate che a questi pazienti si sommano i pazienti che comunque abbiamo. Questo spiega anche perché ci siano tensioni rispetto agli ospedali, però tutti coloro che capiscono fino in fondo che la partita di 1368 pazienti non la puoi gestire con i camper, con i capannoni e tensostrutture. Devi fare in modo di mixare ospedali per i pazienti di coronavirus e altri no. Di questi pazienti 1368, 255 sono in terapia intensiva. 255 in terapia intensiva significa che hanno un tubo in bocca, sono intubati, respirano in virtù della presenza di un respiratore meccanico e rappresentano il lembo più estremo e più critico della filiera delle cure, perché noi abbiamo la febbre, tutto il tema che si può gestire in casa, poi si va alle malattie infettive, passate le malattie infettive, se la situazione peggiora si va alla terapia semi-intensiva, subintensiva, finché si arriva alla terapia intensiva. Qui ci giochiamo la partita tra la vita e la morte. I dimessi, siccome noi curiamo i cittadini, e questa è la bella notizia, sono già 309 persone che sono ritenute guarite in tutta questa sfida. Vedrete che questo numero aumenterà sempre di più, perché avendo lavorato già da 3 settimane adesso cominceremo ad avere i risultati. Purtroppo la nota dolente sono i decessi, siamo a 169 persone che hanno perso la vita. Questo significa che queste persone, questi nostri cittadini e cittadine di tutte le età, se non avessero avuto l'incrocio col coronavirus, sarebbero morti per altre cause in altri momenti della loro vita. Quindi anche qui vedo dibattiti che adesso bisogna, sì, per carità, l'abbiamo detto tutti, molti sono pazienti che sono cronici, che hanno altre patologie, ma la verità è che se il coronavirus non arrivava a casa loro, sarebbero ancora tutti qui. Quindi 169 cittadini hanno perso la vita. Come vedete abbiamo un quadro che è un quadro assolutamente che ci preoccupa, è un quadro che mi impone di dire ancora ai cittadini di portare pazienza rispetto alle misure restrittive che abbiamo adottato. Io ho voluto firmare l'ultima ordinanza che è valida
dalla mezzanotte di venerdì sera circa l'uscita di casa, che la si può fare nel raggio di 200 metri. Qualcuno mi ha detto perché hai messo i metri? Perché i veneti sono persone inquadrate, i veneti hanno piacere di sapere l'unità di misura. 200 metri sono 263 passi. Capisco che è un sacrificio, però è la possibilità quantomeno di girare per quanto possibile, di uscire di casa e girare attorno a casa. Dico che vi chiedo questo sacrificio, assieme a quello ovviamente di rinunciare ad attività a tempo aperto, all'aperto, piuttosto che a tutto il tema dell'aggregazione, oltre al tema dei supermercati la domenica, perché noi abbiamo visto, e questo lo registriamo nei nostri modelli, che le misure di contenimento del contagio, quindi le misure restrittive, comunque pagano sempre. Allora, c'è il caso estremo di Wuhan e poi ci sono anche queste ordinanze che abbiamo portato avanti. E dico che, e ve lo dico ai cittadini, ai quali auguro una buona domenica per quanto sia possibile, dico ai cittadini che è un sacrificio che facciamo oggi per vivere meglio domani. Dico ai cittadini che questo sacrificio rappresenta la vera cura del coronavirus. Guardate che per assurdo se chiudessimo tutto, come ho sempre sostenuto, il virus non troverebbe più corpi umani liberi da colonizzare. Avete visto che il governo questa notte, nottetempo, ieri sera sul tardi, ha deciso di predisporre un DPCM del quale ancora non si ha il testo, ma abbiamo capito che parla di chiusura delle aziende fino al 3 di aprile, dei cantieri e di molto altro. Proprio in linea con quello che abbiamo sempre detto, queste sono misure che poteva adottare solo il governo. Io sono stato criticato una quindicina di giorni fa perché ho detto che ci vorrebbe il coprifuoco. Siamo arrivati al coprifuoco. Ovvio è che poi ci saranno delle deroghe giuste rispetto ad alcune aziende che devono garantire filiere importanti, che sono quelle medicali, che sono quelle dell'agroalimentare. Ai cittadini dico di non farsi prendere dal panico rispetto all'agroalimentare, perché è garantito, non c'è al momento nessuna visaglia secondo la quale bisogna cominciare ad andare a fare magazzino in casa di prodotti. Evitiamo di farsi prendere dal panico e di affrontare anche questa nuova sfida. Ne verremo fuori. Io dico che noi stiamo lavorando per venirne fuori con i danni minori possibili. Guardate che non è stato facile fino ad ora tenere in questa maniera. Forse abbiamo avuto una buona dose di fortuna, sì, qualcuno lo può anche dire. Io dico che abbiamo avuto una sanità eccezionale, ringrazio, e abbiamo una sanità eccezionale. Quella sanità che spesso noi veneti magari denigriamo perché l'orario della lista per la prestazione non è di tuo gradimento, perché ti tocca aspettare un po' di più, però vedete che adesso che siamo in emergenza, quando il gioco si fa duro, i duri scendono in campo e questa sanità sta rispondendo bene. Posso dirvi ad oggi che noi abbiamo fatto questa mattina 2 videoconferenze importanti, una con quella nazionale, con Borrelli, con Arcuri, il commissario, al centro di coordinamento. Ho presentato ancora l'istanza delle navi. Noi non possiamo accettare navi che attracchino in Veneto. Non siamo in grado di curare un raffreddore a quelli che vengono da fuori. E non è una volontà di dire che siamo egoisti, è la visione oggettiva di un governatore che ha l'obbligo di garantire la salute prima ai suoi cittadini. Peraltro mi pongo anche un quesito: se a perdere le navi che magari sono fuori da 3 settimane o quello che è, non so, ma mi pongo anche un quesito, lo pongo a livello universale, mi chiedo se c'è ancora qualcuno che fa partire navi di crociera per farsi viaggi in giro in un mondo che è in totale emergenza. Cioè la nave con un solo contagiato ti porta a fine crociera con un leprosario, nel senso che è pieno di contagiati. Allora io veramente dico, se è fermo deve essere fermo per tutti. Non ci sono ormai più parti esenti del mondo del coronavirus, quindi mi chiedo come mai quotidianamente abbiamo notizie di navi che vorrebbero attraccare qui. Qui da noi non c'è posto, perché come la nave che vi ho detto, la Costa Vittoria, che ha 1400 persone a bordo,
delle quali 700 lavoratori e 700 passeggeri, sembra che all'interno della nave ci siano delle persone malate, capite che se arrivano qui hanno giustamente bisogno di cure e noi non siamo in grado di garantirle, perché il programma che noi abbiamo messo in piedi è un programma che tiene, è un programma assolutamente performante, ma è per i veneti, ma non perché si chiamano veneti, è per i veneti, per coloro che vivono qui. E le sanità sono programmate anche per l'emergenza, ma in questo momento siamo programmati per i nostri 5 milioni di veneti che devono essere curati bene. Allora, se da un lato qualcuno dice la fortuna, dall'altro io invece dico soprattutto la qualità della sanità, terzo la qualità delle scelte che abbiamo fatto in questa sanità, quarto la politica dei tamponi, dell'andare a identificare fino in fondo con i tamponi, con i test, i soggetti positivi asintomatici, che sono, diciamo, sostanzialmente un incubatore di virus in grado di contagiare almeno una decina di persone prima di diventare magari sintomatici. Vi confermo che questa mattina nella riunione con i direttori abbiamo accelerato ancora di più sui budget di test, macchinari e quant'altro. Ormai noi ci giochiamo, diciamo, fino in fondo anche l'ultima fiche sul fatto che il sistema del trovo il sintomatico, lo isolo, vado dai suoi contatti eccetera funziona, tanto è vero che domani avremo qui il professor Crisanti, che sarà ovviamente lui a validare e a dare, come si può dire, oltre che alla regia anche il timbro scientifico di questa operazione, che diventerà ancora più come si può dire, validata scientificamente. Il professor Crisanti, capo dipartimento di microbiologia dell'Università di Padova. Tra l'altro il professor Crisanti, per chi non lo sapesse, è un cervello di ritorno, nel senso che lui si è fatto 25 anni in Gran Bretagna, si è sempre occupato di questi temi, per cui anche in questa direzione diciamo che il professor Crisanti ci darà una grande mano rispetto a quello che è il sistema VOI, che esistono ormai a livello internazionale dal punto di vista scientifico. Siamo andati su Le Monde, siamo andati su The New York Times, siamo andati nel Times, cioè tutti scrivono di questo effetto che noi vorremmo, come si può dire, codificare sempre di più e riuscire a pubblicare a livello internazionale. Ovviamente tutto questo per dire cosa? Che di mezzo c'è la vita e la qualità della salute dei nostri cittadini. Spero che possa tornare in pista anche il professor Palù. Il professor Palù è un autorevolissimo virologo conosciuto a livello internazionale veneto, e stiamo parlando di un personaggio che anche lui ha rapporti con Harvard e con altre realtà, per altri aspetti diciamo con i quali stiamo ragionando con lui. Non posso anticiparvi tanto, però posso garantirvi che stiamo mettendo in piedi una squadra sempre più forte. Alla fine per noi conta la salute dei cittadini. Domani presenteremo questo studio del professor Crisanti, o meglio questo piano di azione, piano d'attacco, piano Marshall ancora per tamponare. Ai cittadini dico una cosa: non stiamo parlando di andare a fare tamponi a tutti i 5 milioni di veneti, non ce la faremo mai e non serve. Dobbiamo invece mettere in piedi un piano per riuscire a mettere in sicurezza tutto quello che è il mondo delle persone a rischio, penso agli ospedalieri per primi, le case di riposo, le forze di polizia e quant'altro. Dopodiché abbiamo tutto il tema dei contatti dei positivi ed infine, ma non infine, sempre con il professor Crisanti, anche dei rilievi a campione rispetto, che so, ai supermercati piuttosto che in strada per particolari categorie. Quindi non fatemi dire cose che non ho detto. Qualcuno ha scritto: Zaia mi manderà in casa tutti a fare il tampone. È impossibile, sono 5 milioni di veneti, lo capite da soli che è impossibile. Però andiamo avanti anche su questa direzione e penso che sia fondamentale ricordarlo a tutti i veneti. Noi ci siamo presenti tutti i giorni e questa conferenza stampa ve ne dà una dimostrazione, perché finché non è finita questa storia noi da qua non ci muoviamo. Detto questo, vi ricordo che sul territorio abbiamo messo giù un piano d'azione strepitoso con gli ospedali per la cura di questi pazienti, e voglio ricordare in maniera tale che si possano curare anche gli altri pazienti veneti.
Qui nessuno si è dimenticato degli altri pazienti veneti. Ovviamente abbiamo compresso alcune attività ospedaliere che non sono urgenti, però stiamo tentando di tenere in fila tutte le prestazioni in maniera tale che tutti i cittadini abbiano ovviamente prestazioni. Capisco l'ansia e l'inquietudine e la preoccupazione di molti cittadini che sentono dire, spesso vengono informati da persone che strumentalmente diffondono informazioni spesso ben, come si può dire, argomentate in maniera negativa, diciamo così per non usare parolacce, circa i loro ospedali. Allora, tutti gli ospedali identificati come Covid Center, cioè centri per il coronavirus, appena finita questa tragedia, e immaginiamo che con, io spero che dai modelli che abbiamo da maggio a giugno dovremo venirne fuori, tutti gli ospedali tornano più belli di prima e come erano prima. Tutti gli ospedali rifaranno tutto quello che facevano prima, avranno peraltro anche più attrezzature di quelle che hanno oggi, perché noi stiamo riempiendo questi ospedali di attrezzature, di terapie intensive, di CPAP, di terapie semi-intensive e di altre tecnologie che non avrebbero mai visto se non ci fosse stata questa emergenza. Questo è bene che lo ricordiamo. Capisco l'inquietudine, capisco la preoccupazione, perché chi a casa non è tenuto a conoscere il piano sanitario, però qua delle due l'una: o vi fidate di quello che vi dico oppure continuate a far comitati, però alla fine ci confronteremo sui numeri dei morti, dei curati e di quello che sarà l'esito di questa avventura, perché resterà una memoria di questa tragedia ed è giusto che i cittadini poi traggano le conclusioni rispetto a chi ha lavorato per uscirne e rispetto a chi invece magari gli ha fatto perdere tempo creando solo allarmismi. Noi non vogliamo chiudere nessun ospedale e derubare nessun territorio di strutture, ma in questo momento abbiamo l'obbligo di curare tutti i veneti. E guardate, io non mi diverto quando firmo ordinanze per chiudere e per dire ai cittadini di restare a 200 metri di casa, di restare in casa. Io ho provato dolore quando ho dovuto firmare l'ordinanza per dire che alcuni ospedali devono essere letteralmente svuotati, no? Però anche ben chiaro che non potrò mai avere giustificazioni se i veneti dovessero morire perché non ho fatto delle scelte dure. Allora io non voglio dire che dobbiamo provare ad avere un malato del coronavirus per ogni famiglia per capire questo, ma capiterà purtroppo che conosceremo qualcuno che si ammalerà e anche gravemente e capiremo cosa significherà avere questa organizzazione della sanità. E quindi vi chiedo solo comprensione e chiedo ai veneti. Qui stiamo lavorando tutti per lo stesso obiettivo. Non si sa chi toccherà il coronavirus e non è possibile che ragionando così si pensi che il problema sia solo di quello che è attaccato alla macchina per respirare. È un problema della società e non posso neanche accettare che qualcuno sostenga che alla fine stiamo facendo operazioni per i più anziani. I più anziani hanno più diritto di noi di vivere e di stare bene, perché sono quelli che hanno fatto grande questo Veneto. E non esiste che pensiamo che ci sia una parte della società della quale non dobbiamo occuparci. Già vediamo le tragedie che ci sono dentro alle terapie intensive, vediamo le tragedie che ci sono nelle case di riposo, che in alcuni casi sono diventati degli incubatori di virus, ma comunque combattiamo per salvare la vita a questi anziani. E poi non pensate, lo dico ai cittadini, so che è domenica, non abbiamo solo anziani in terapia intensiva, abbiamo ragazzi, abbiamo giovani, abbiamo adulti, quindi ce n'è per tutti, che nessuno vada a nanna stasera pensando alla sua carta d'identità e dicendo io sono fuori perché ancora non sono pensionato. Posso garantirvi che abbiamo persone di 30 anni attaccate al tubo di terapia intensiva e non hanno altre patologie, abbiamo bambini, quindi proprio per questo abbiamo l'obbligo di essere a fianco ai veneti e il minimo sacrificio che chiedo è quello di dire capite che se abbiamo fatto delle scelte sul territorio le abbiamo fatte per tutelare la salute di ognuno di noi, non per togliere ospedali e perché la follia di voler firmare ordinanze ci porta a questo. E chiudo dicendo che anche la soluzione che viene spesso data a qualche cittadino di dire ma potevano utilizzare i vecchi ospedali, ve lo ripeto, i vecchi ospedali non andavano bene, perché gli impianti che servono per questi pazienti devono essere impianti all'avanguardia. Le tubazioni dell'ossigeno si congelano
da quanto ossigeno aspirano questi pazienti. Sono pazienti particolari, hanno bisogno di una mole di gas, di ossigeno per restare in vita paurosa, crea il ghiaccio negli impianti, e negli impianti vecchi ci sarebbe solo bocchette ghiacciate e l'impossibilità di curarli. Quindi fidatevi, c'è una squadra di tecnici, di scienziati, di medici che sta seguendo tutto questo piano. Infine, prima di passare alle domande, voi vedete che sta girando un video. Noi siamo all'avanguardia per la sperimentazione di molti farmaci. Ieri abbiamo parlato di quel farmaco impronunciabile, ma che comunque si utilizza per la cura dell'artrite reumatoide. Avete visto che c'era l'ultimo video di un farmaco giapponese, l'Avibad, mi sembra Avibad se si chiama. Non vi dico il principio attivo perché il nome è impronunciabile anche quello. Vi informo che AIFA ha dato l'ok alla sperimentazione, e quel farmaco che vedete da 24 ore, del quale si parla in un video che gira dappertutto, che dice guardate i giapponesi hanno questo farmaco, adesso girano, sono tutti contenti. Serve o non serve? Verrà sperimentato anche questo in Veneto e spero che da domani si possa iniziare. Qua poi c'è il dottor Mantoan come AIFA, vi può dare anche delucidazioni su questa partita. Io non ho altro da aggiungere, vi lascio spazio per le domande e poi ci salutiamo. Prego. Presidente, due questioni, una come dire legata all'emergenza, l'altra di carattere economico. Hai detto prima, tra maggio e giugno ne usciremo, quindi ragionevolmente il periodo della trincea. Ma guardate, io penso che la trincea brutta ce l'abbiamo ancora per tutto aprile, dopodiché dovremo cominciare a vedere raggi di sole, sperando, se il modello si ripete e se siamo più bravi, possiamo anche anticipare, perché oggettivamente noi stiamo lavorando per questo, di chiudere questa partita per giugno, assolutamente. Resteranno dei malati residuali, ci dice il modello, che ci trasciniamo anche giugno a luglio, ma a quel punto sono, tra virgolette, l'influenza, no? Cioè sono casi sporadici, isolati, che non ci fanno impensierire sul fronte delle terapie intensive, delle infettive, delle semi-intensive, del carico di letti, del carico di lavoro, eccetera. Saranno assolutamente gestibilissimi. Ecco, sul versante economico, che naturalmente priorità alla vita delle persone, ma insomma i provvedimenti del governo, che sono provvedimenti che non trovano precedenti insomma nella storia repubblicana almeno, vengono avvertiti con un certo timore e anche con una certa resistenza da parte di ambienti industriali, almeno da una parte di questi ambienti. E si teme che ci sia un contraccolpo micidiale poi in termini di occupazione, di segmenti di mercato, di tenuta delle aziende, guardate, noi di impoverimento del paese. Stiamo affrontando un'emergenza che è pari a quella della seconda guerra mondiale. Ma se pensate, il bollettino di guerra quotidiano dell'Italia è degno di un bollettino di guerra di una guerra importante. Durerà poco, e questo è un grande vantaggio. Abbiamo il fattore tempo che sta dalla nostra parte. Magari poi ci sarà una ripresa autunnale, ma di quello parleremo. Saremo molto più attrezzati, sapremo molte più cose. È ovvio che oggi noi siamo davanti, capisco tutte le posizioni, le capisco tutte, capisco le posizioni di chi ha già chiuso per fare una scelta di prudenza. Sono imprenditori che dicono chiudo perché quando ho un positivo comunque metto a repentaglio la vita di tutti i miei lavoratori, e hanno chiuso. C'è chi ha chiuso perché le frontiere ormai, o chiuderà perché le frontiere sono chiuse, non abbiamo un mercato aperto, Schengen non esiste più, è un ricordo della vecchia Europa. C'è chi ancora resiste, convinto del fatto che sia inutile, e anche chi è preoccupato di chiudere. Guardi, io non biasimo nessuno, però mi viene in mente Pirandello e il racconto dell'uomo nella giara. Cioè, salviamo la vita dell'uomo e spacchiamo la giara, o salviamo la giara e muore l'uomo? Capite che questo è un tema al quale io rispondo in una sola maniera: io salvo la vita all'uomo, punto. Perché un'economia senza società non può esistere, una società senza economia non può esistere,
però è pur vero che io sono convinto che dobbiamo venirne fuori velocemente, che questo mondo sanitario ci deve permettere di correre di più per rinfrancarci con i tempi, e sono convinto che in Veneto vedremo i risultati. Dopodiché dietro a questo ci vuole non il cura Italia, ci vuole la cura da cavallo per l'Italia, che è un'altra roba. La Germania ha stanziato 550 miliardi, l'Italia ad oggi ha stanziato solo 25 miliardi. È ovvio che è una misura straordinaria, è una misura, guardate, che oggi adottiamo noi e domani adotteranno i francesi che se la ridevano 10 giorni fa. I francesi sono in assoluta emergenza, e così accadrà per la Spagna, e così accadrà per la Germania e via. Allora io non voglio dire che il mal comune è mezzo gaudio, dico semplicemente che fortunatamente dal punto di vista economico sarà una crisi che coinvolgerà tutti, e quindi ripartiremo tutti i blocchi di partenza a pari merito. Dopodiché dopo la pioggia viene sempre sereno. Guardate che usciti da questa crisi molto intensa e di breve durata ci sarà inevitabilmente un rinascimento, ma sarà psicologico e culturale innanzitutto, perché cambieranno i modelli di pensiero e anche le priorità nella vita delle persone. Pensate, no? Una persona può avere tutti i soldi del mondo, ma magari muore perché nessuno le vende una mascherina. Abbiamo capito quanto ineluttabile sia poi il tema vita, no? Ma assieme a questo cambiamento culturale ci sarà un rinascimento anche per l'attività produttiva, è inevitabile. I romani dicevano che si costruisce sempre dalle ceneri, mai dalle macerie. Da qui noi ne veniamo fuori con le ceneri, ma in senso positivo, metaforico. Dobbiamo venire fuori con le aziende non distrutte, e bisogna, perché non siano distrutte, devono essere iniezione di risorse, ma vere, non false. Ma ne veniamo fuori, e se abbiamo le aziende belle toniche, tenute pronte, riusciamo anche a reinventarci in molti mercati. In Veneto non esiste un settore del biomedicale, e immagino che molti partiranno con questa nuova sfida. Pensate, non facciamo respiratori meccanici, non siamo in grado siamo in grado di far tutto, che siamo i migliori, ma non abbiamo molti comparti, e abbiamo capito che l'industria bellica fino a poco tempo fa era quella strategica, ce lo dicevano a scuola, no? Uno Stato per essere forte deve avere l'industria bellica. Oggi l'industria bellica non gliene fotte più niente a nessuno, perché basta una provetta con un virus e ti mettono in ginocchio tutto il mondo. Allora abbiamo capito che avere l'industria bellica nostra, il biomedicale, avere aziende che fanno respiratori meccanici, che fanno studi e approfondimenti rispetto alla biosicurezza, sono tutti temi che entreranno non solo negli ospedali, nelle nostre case. Pensate, solo il tema del filtraggio dell'aria che entra nelle nostre case, come sarà percepito da ora in poi rispetto a prima. E saremo più attenti a tutto quello che sarà la qualità dell'aria, al tema dei contatti con le persone, al tema della pulizia, alle sanificazioni, le disinfezioni, le disinfestazioni. E allora non rideremo più come una volta quando vedevamo i giapponesi con la mascherina, perché un popolo che è abituato a utilizzare la mascherina è un popolo che quando arriva un'emergenza come questa è molto più avanti di noi. Altro? Ecco, Presidente, buongiorno. Come funzionerà la distribuzione delle mascherine a proposito, no, del biomedicale delle nostre aziende? Abbiamo verificato ieri il caso che le mascherine c'erano. No, le mascherine... No, ma dico, ieri abbiamo verificato il caso che le mascherine c'erano a Dollo. Beh, direi che è stata ampiamente trattata la questione, è stato verificato, sì, è stato verificato. Lo dico perché questa mattina noi abbiamo fatto, come tutte le mattine, riunioni con i direttori generali. Ad oggi a noi risulta che tutti gli ospedali hanno i DPI. L'unica emergenza vera è sulle M3, le FF3, cioè quelle estreme, quelle di più alta qualità, dove ce le abbiamo centellinate, contate, ma sulle chirurgiche ad oggi noi non risulta di avere problemi. Bene, così? No, lo dico anche perché voi potete darci una mano a comunicare questo. E sapete perché ve lo dico? Perché non è che basta presentarsi sulla porta di un ospedale con 50 mascherine e farsi la foto e far passare l'idea che noi siamo un branco di lazzaroni. Noi ne stiamo comprando 2,5 milioni di mascherine a botta, non 50 una scatoletta, perché non può neanche passare l'idea
che il vicino di casa salga all'ospedale e un'intera amministrazione con 54.000 dipendenti non è in grado di trovarsi le mascherine. Non era assolutamente. Ma non sto dicendo te, lo dico a tutti, dateci una mano. E se avete qualcuno che vi dice che non ha la mascherina, fatevi dare il nome e cognome, lo verifichiamo assieme. Ma non è per far, come si può dire, per fare ritorsione a chi ve lo dice. Mi permettete di fare una verifica puntuale? Prego, mi dicevi le altre mascherine. Le mascherine, quelle prodotte made in Veneto. Poi parlerà l'ingegnere Bottaccini, l'assessore, e vi spiegherà tutta la distribuzione. Franceschi ce ne ha date 2 milioni. Non escludiamo adesso, se riusciamo a trovare un accordo, di stamparne altre 4 milioni e poi vi dirà come si distribuiscono. Però anche qui non c'è scritto in nessun manuale che dovevamo fare delle mascherine, le abbiamo volute fare noi per regalarle ai veneti, per tamponare un po' questa deficienza di mascherine che c'è sul mercato. Cioè, che non passi l'idea che è diventato un diritto avere la mascherina perché non ce la facciamo. Quindi dopo vi darà tutte le spiegazioni. Altro? Avrei un po' di domande. Prego. Dei colleghi. Allora, cominciamo con la Cristina Giacomuzzo, dice: lei ritiene opportuno, visto che si parla di mascherine, rendere obbligatorio l'uso delle mascherine e dei guanti nei supermercati, nelle farmacie piuttosto che nelle DIM? Ma guardi, la verità è una sola. Quando io ho pensato a questa mascherina con Franceschi, che sento ormai 3 volte e 4 al giorno, ho pensato al fatto che nonostante la comunità scientifica dicesse che non serviva la mascherina, io ho sempre pensato che se uno davanti alla bocca c'ha qualcosa, evita di infettare e evita di essere infettato. Poi abbiamo anche scoperto che abbiamo veneti che cominciano a chiedere le certificazioni. Allora, prima giri con la mano o con un pezzo di carta, dopo ti danno questa roba qua e ti poni anche il problema se è certificata. Fai a meno di metterla. Questo è omaggio, se la vuoi te la metti, se non fai a meno. Io la porto tutto il giorno, tanto per capirsi, i miei assessori sono testimoni, vi porto questa, perché è pratica, la metto su, non ci metto tanto tempo, tira bene e quindi non ho nessun problema. Questa è la mascherina. Quindi mascherine, secondo me, se fossimo messi tutti nelle condizioni di portarla, di averla, sarebbe bene portarla, a prescindere che vai al supermercato o vai da qualche altra parte. Alda Manzan, Gazzettino, Conte ieri sera ha detto supermercati aperti. Resta il suo diritto di apertura o no? Ma adesso dobbiamo verificare questo rispetto al DPCM, è proprio un problema di norma gerarchica. E è pur vero che se la norma gerarchica prevede che il DPCM sia, come si dice, sovrasti la norma, un'ordinanza, e vuol dire che si va in quella direzione, se no noi confermiamo la nostra che va fino al 3, che quindi significherebbe chiusi anche domenica prossima, niente di più, cioè poi stiamo discutendo di questo. Però daremo comunicazione, ma non ne facciamo una questione di contrapposizione, cerchiamo di capire se la norma viene prima oppure no. L'alto deluoso dell'ANSA, l'alto numero di nuovi casi di positivi e di persone in isolamento fiduciario è sempre secondo lei in correlazione all'alto numero dei tamponi effettuati? Certo, sì. Se abbiamo i casi perché andiamo a tamponarli, perché andiamo a isolarli, cioè noi la tecnica la stiamo portando avanti. Vi dico che sui tamponi abbiamo delle difficoltà, questo ve lo devo dire, difficoltà ad avere reagenti, noi ce li facciamo in casa, però abbiamo difficoltà perché abbiamo delle attrezzature, delle macchine che abbiamo comprato, per le quali i kit per far tamponi cominciano a mancare, perché forse il dimensionamento che è stato dato non pensando che ci potesse essere una regione come noi di pazzi, squilibrati, che si fossero inventati, ci siamo inventati questa nuova strategia del tampone, dell'isolamento. Ma insomma, in qualche maniera ne verremo fuori, abbiamo discusso quasi 2 ore oggi su modalità alternative per continuare a fare i tamponi. Fra l'altro domani arrivano già 8 macchine per leggere i tamponi e le distribuiamo a diverse RULS e insomma l'azienda ospedaliera di Padova, che è quella al centro, l'epicentro, fa addirittura turni H24, vediamo di mettere almeno 3 o 4 macchine in modo tale che si possano fare qualche migliaio di tamponi in più al giorno. Io avrei come ultima domanda, se non arrivano nel frattempo da me o i colleghi non ne hanno altre, dal Masti a Sky News. Lei per caso sa quanti sono i medici veneti che hanno risposto al bando del governo? No. Seconda domanda, lei come si spiega comunque una adesione così straordinaria da parte dei medici? No, guardate, non
lo so, cioè nel senso che il tema del bando del governo è un bando che prevede alcuni benefit e la formazione di questa task force a livello nazionale. Penso che uno si muova perché è spinto intanto dalla possibilità di muoversi, no? Perché c'è anche chi magari è più libero, può permettersi di entrare in task force. Poi c'è un tema etico, uno dice volevo essere d'aiuto, volevo andare in Lombardia, ne hanno veramente bisogno, ieri se non ho capito male 500 decessi. E poi ci sono anche, come si può dire, uno può strutturarsi anche un curriculum, una carriera, una professionalità, e infine so che ci sono anche degli incentivi peraltro, che ovviamente non sono il motore principale, però so da come ho seguito le riunioni che ci sono anche degli incentivi economici per far parte di questo task force. Per cui penso che prima vengano i temi etici professionali, poi a sfumare magari anche altri aspetti che sono quelli della... Bisogna che Sì, il nostro bando hanno risposto 1 migliaio che stiamo assumendo. Che a meno che non si riferisse al nostro bando. No, si riferiva a quello nazionale, se lei... ma anche il nostro, come di capire. Ha reso di più il nostro perché ne ha 1000. Altro? Io non avrei altre domande, se i colleghi non hanno altro chiuderei qua. Vi lascio per Anna Maria e lascio l'assessore Bottacci che spiega tutta la storia delle mascherine. E poi Presidente, Prego. potevamo sapere gentilmente Sì, dal viene. Dottor Tovan come funziona anche la sperimentazione. Sì. Poi ve lo dice, qua è a disposizione. E poi l'assessore Lanzarini sa aggiornamenti. No, noi daremo anche magari domani, potremo dare anche il tema delle spese. Ormai va sfumando perché avendo chiuso le aziende non servirà più. Però voglio ricordarvi che noi l'abbiamo fatto perché l'11 marzo era stato fatto l'accordo e poi è stato fatto il DPCM, poi successivamente l'accordo con le associazioni sindacali per tenere aperte le aziende, cioè a livello nazionale, per cui noi l'unica roba che potevamo fare è mandare i controlli. E quindi una roba voglio dirvi sul DPCM, stiamo attendendo il testo, certo è che sarà fondamentale capire quali sono le aziende che debbono comunque restare aperte. Per dirvi, oggi un nostro fornitore di letti per le terapie intensive mi ha detto bene, io resto aperto, è inevitabile, no? Però ho l'azienda che mi fa i particolari di plastica in presso fusione che deve restare aperta per darmi il kit, e poi c'ho quello del trasporto che deve restare aperto, e poi c'ho quello della ferramenta che mi deve restare aperto. Quindi ok, la suggestione è one, però la suggestione one aveva anche le fonderie ancora aperte, vi voglio ricordare, perché poi se noi facciamo vedere per comunicazione le nostre strade vuote di giorno e di sera è una roba, ma poi c'erano anche da loro aziende aperte, perché non è che puoi fare on-off per tutto non esiste. Quindi faremo in modo anche di raccogliere le istanze di chi ha necessità. Pensate, se l'industria alimentare deve restare aperta, mi diceva un nostro grosso produttore di biscotti, mi diceva senti, però io ho bisogno dei film plastici che mi arrivano dalla Bulgaria per riscatolare questi, e quindi mi serve la logistica, mi serve quello che fa le macchine cioè, c'è tutto un tema, lo dico per essere corretti nei confronti dei cittadini, però non sono carte nostre questo. Beh, Franceschi resta aperto, deve farsi le mascherine, ci mancherebbe altro. Però la sua agenda dovrebbe essere più Sì. di logica. A rigor di logica sì, ma a rigor di pratico no, perché deve farmi le mascherine. Grazie. Prego. Buongiorno, buona domenica, grazie. Per quanto riguarda le mascherine, voi sapete che abbiamo già iniziato la distribuzione alle province, già nella giornata di ieri sono state consegnate 550.000 mascherine in proporzione agli abitanti. Facciamo consegne giornaliere, non so ancora di preciso quante ne verranno. Un'altra tranche è partita stamattina alle 9:30 per tutte e 7 le province, non so quante me ne consegneranno oggi, ma noi facciamo che tutto quello che arriva entro la mezzanotte poi la mattina dopo parte per le province, sempre suddiviso in maniera proporzionale agli abitanti delle province e dopo le province le distribuiscono in proporzione agli abitanti dei comuni. Noi ci facciamo una videoconferenza tutti i giorni con le province proprio per ragionare su vari temi, fra cui anche questo. Le modalità sono in capo ai sindaci,
ma è stato definito dalle province sono state definite delle linee guida individuando delle logiche comuni per la distribuzione, state condivise da loro e quindi si segue un po' quell'indicazione lì, quindi sostanzialmente laddove è possibile si arriva a domicilio, dove non è possibile arrivare a domicilio si utilizzeranno canali alternativi sostanzialmente, quindi punti di distribuzione dove il cittadino andrà a prendersi. L'obiettivo, come ha detto il Presidente, è quello di arrivare ad ogni cittadino con una mascherina. Non sono, come dire, cioè non era una cosa prevista, è un regalo che viene fatto in più. Sottolineo che il fatto di avere la mascherina che non è monouso ma non è lavabile e deve essere utilizzata sempre dalla stessa persona non è un lasciapassare per superare tutti i limiti che sono previsti dal decreto, cioè non è perché mi è arrivata la mascherina allora vado in giro, non è così. Vige il punto fermo del decreto, in modo particolare si può uscire di casa solo per 3 motivi e quindi quello rimane fermo. È un qualcosa in più che noi diamo al cittadino come protezione per potersi muovere laddove fosse obbligato ad uscire per andare a fare la spesa o da altre parti. Ultima cosa, siccome tanti hanno creato anche qualche dubbio, incertezza, polemica, ma non è un dispositivo medicale, lo sappiamo perché infatti c'è scritto, ma è un dispositivo comunque protettivo previsto da un decreto legislativo, l'articolo 16,2 del decreto legislativo numero 18 approvato la settimana scorsa. In Italia, perché poi il paradosso è questo, in Italia per poter scrivere che è un DP, un dispositivo di protezione individuale o un dispositivo medicale servono determinate certificazioni europee. Adesso non vi sto a elencare le Euronorm, ma sono quelle perché l'Istituto Superiore della Sanità richiede questo. Contemporaneamente però c'è un decreto che dice che possono essere utilizzati dispositivi, o meglio, importati dispositivi senza marcatura CE. Mi fermo qua. Penso che se mettiamo insieme il ragionamento capiate tutti quanti di cosa sto parlando, no? Se tu le vuoi produrre qua serve una riga di certificazione per non dover scrivere questa cosa. Se però le importi dall'estero va bene tutto. Ok? Non so se mi sostiene. Dottor Montoya, se vuole venire qua, se vuole interventi sulla sperimentazione. L'assessore, scusi, c'è una domanda per lei, prima che se la... Mi è arrivata adesso la voce di Rovigo. A Merlara, nella casa di riposo, ci sono parecchi problemi, chiede il direttore della voce di Rovigo. Cosa pensiamo di fare? Allora, noi, l'ha detto anche il Presidente, sappiamo che le case di riposo sono potenziali focolai. Un attimo, se no si sente. Allora, l'ha detto anche il Presidente, sappiamo che le case di riposo sono potenziali focolai. Abbiamo dato indicazioni ancora la settimana scorsa a tutte le strutture per anziani con delle linee guida rispetto alle eventuali case all'interno di queste strutture, quindi l'isolamento su settori isolati, l'evitare anche l'incrocio di percorsi, ma anche rispetto, non so, la biancheria e tutto il resto, quindi evitare appunto anche situazioni di questo tipo. Ci sono dei focolai in alcune case, a Merlara, nel Bassanese, nel Bellunese, sono monitorate tramite le aziende sanitarie di riferimento che monitorano la situazione. Nel caso di Merlara, io mi sono sentita anche stamattina con il direttore di Merlara e anche con il direttore Scibetta dell'azienda USL Euganea, abbiamo verificato se hanno all'interno presidi sanitari del tipo DP, visto che c'è una situazione molto importante, quindi con più pazienti, hanno detto che hanno i presidi, però giornalmente insomma comunichiamo e verifichiamo questa situazione in modo da tenerla sotto controllo. Ok, dottor Mantois, direttore generale Sanità del Veneto e presidente dell'AIFA, Agenzia del Farmaco. Prego. Allora, l'AIFA è impegnata su 2 fronti in questo momento. L'autorizzazione nella maniera più veloce possibile di tutti i trials clinici e i protocolli di
sperimentazione di tutti i farmaci che possono essere utilizzati contro questo virus. Su questo il governo ha dato un input molto importante, perché ha stabilito che tutti i trials clinici, tutte le sperimentazioni che si fanno sul coronavirus sono autorizzate da Comitato Tecnico Scientifico di AIFA e autorizzate dall'unico comitato etico, che è quello dello Spallanzani. Quindi in questo modo i tempi sono stati molto velocizzati. Abbiamo 2 farmaci, il Redemse, il Tocilizumab, sono questi nomi incredibili, già autorizzati. Domani mattina la Commissione Tecnico-Scientifica di AIFA partirà con l'analisi e con la definizione del nuovo trial clinico di questo nuovo farmaco, il Favipiravir, lo devo leggere perché è un altro nome incredibile, che questo farmaco antivirale usato in Giappone, quindi Come si chiama? Favipiravir. E domani mattina l'AIFA, all'ordine del giorno della Commissione Tecnico-Scientifica, ha questo trials clinico, che non è dovuto al fatto che oggi è circolato questo virus, ma AIFA è molto attenta appunto a definire e attivare qualsiasi protocollo terapeutico necessario. Come sapete, come abbiamo già detto, in questo momento quello che ci aiuterà sono soprattutto trovare farmaci antivirali. Il vaccino, se arriverà, quando arriverà, forse arriverà quando l'epidemia è finita. L'altro tema su cui è impegnatissima AIFA è andare a fare in modo che non ci siano carenze di farmaci. C'è un grande consumo da parte degli ospedali, come diceva il Presidente, di ossigeno, c'è un grande consumo anche di farmaci per l'anestesia, i propofol e i curarici, dovuto appunto al fatto che ci sono questi pazienti in terapia intensiva che consumano quantità enormi di questi farmaci. AIFA sta autorizzando tutta l'industria farmaceutica italiana, per quanto possibile, ad aumentare la produzione locale di questi farmaci e sta facilitando qualsiasi attività per poter aumentare e garantire la fornitura di ossigeno ai nostri ospedali. Abbiamo costituito un'unità di crisi che lavora H24 7 giorni su 7 proprio per supportare tutti gli ospedali che sono impegnati in questa attività di cura di questa epidemia. Ecco, dottore, specificamente la sperimentazione come funzionerà sui pazienti, naturalmente con il loro assenso, e anche su base volontaria? La sperimentazione si farà sui pazienti, ovviamente saranno individuate dal comitato etico le modalità con cui i pazienti potranno aderire. Ovviamente ci sarà una call, potranno aderire tutti gli ospedali che ne faranno richiesta. Ovviamente credo che non ci siano ospedali che si tirano indietro e purtroppo gli ospedali dove ci sono i pazienti in questo momento sono quelli della Lombardia, dell'Emilia Romagna e del Veneto, anche del Piemonte e delle altre regioni. Però sono questi soprattutto gli ospedali dove si potranno testare questi farmaci e nel giro di un mese potremo avere le prime indicazioni sull'efficacia clinica di questi farmaci. Filippo? Sì, dottor Mantuan, io torno su questa cosa che mi pare importante per avere anche la sua opinione. Prima il Presidente Zaia ha citato le previsioni del vostro modello. Io insisto su questo, lui ha detto un aprile di fuoco, a maggio qualche raggio di sole, entro giugno si potrebbe uscire dall'emergenza. Ci conferma dal punto di vista sanitario, insomma, questo modello previsionale? Allora, questo è il modello che ha adottato il Veneto. Noi stiamo facendo di tutto per abbassare la curva delle infezioni, perché
Il problema di questa malattia è che ti fa andare in contemporanea un alto numero di persone nelle terapie intensive. Allora più riusciamo ad allungare, ad abbassare la linea degli infetti, meno persone vanno nelle terapie intensive, più facilmente le curiamo, più facilmente queste persone escono, più facilmente i posti letto di terapia intensiva sono pronti per curare nuove persone. Quindi questa vicenda andrà avanti ancora qualche mese. I dati finora che possiamo presentare, che vi ha presentato il Presidente prima, ci dicono che questa strategia nostra del Veneto per ora è una strategia che ha dato dei risultati ottimi. Siamo riusciti a curare tutte le persone e per ora abbiamo ancora dei letti liberi di terapia intensiva e questo è un grande successo dell'organizzazione veneta, oltre che un grande successo dei nostri clinici, perché non solo c'è un tema di terapia intensiva, ma anche la filiera che è stata messa in atto negli ospedali che curano il Covid, cioè malattie infettive, terapia semi-intensiva con i caschi CPAP e solamente nei casi più gravi la terapia intensiva. Questo protocollo messo in atto dai nostri clinici in questo momento a noi del Veneto sta dando degli ottimi risultati. Non si sbilancia sul discorso. Il modello previsionale è quello che vi ha detto il Presidente. Se va come ha detto il Presidente, potremo riuscire a dire che abbiamo gestito bene questa emergenza. Stiamo monitorando giorno per giorno, ma la sfida è proprio questa, cioè abbassare la curva degli infetti, abbassarla, allungarla e cercare di curare bene tutti quelli che entrano in ospedale. La sfida è questa, cioè evitare che arrivino in ospedale un alto numero di persone, perché il virus, come abbiamo visto dai primi giorni, è un virus molto infettante e infetta velocemente le persone. Quindi cosa mette sotto stress i sistemi sanitari? Il fatto che molte persone contemporaneamente ammalate di questo virus si presentano negli ospedali. Questo è lo stress test di tutti i sistemi sanitari. Ultime domande? Un'altra domanda c'era da Poi chiudiamo. Sì, ecco, questa la faccio non al Presidente dell'AIFA ma al Direttore della Sanità, quindi si cambia il cappello per rispondere, ma polemiche qua e là riguardanti un presunto eccesso di sanità privata a scapito di quella pubblica, anche nel Veneto. Lei che dirige la sanità veneta ormai da 10 anni, cosa si sente di dire a riguardo? Mi sento di rispondere con i numeri. I posti letto di terapia intensiva in Veneto erano all'inizio della crisi 487, di questi 487, 450 erano posti di terapia intensiva pubblici. E credo che certamente gli ospedali privati in questo momento ci stanno sicuramente dando una mano di supporto perché si occupano anche degli altri ammalati, però il 95% del peso sanitario di questa crisi è stato sopportato e supportato dai nostri ospedali pubblici, quindi credo che per quanto riguarda il Veneto è una polemica senza senso. L'ultimissima domanda, poi chiudiamo, che il dottore ha da fare, Lanzan Biatettino, poi chiudiamo. I dimessi aumentano, si può dire che sono del tutto guariti? Allora, questo è un virus che va ancora studiato. Se vengono dimessi certamente sono guariti, vengono dimessi solamente quando le persone sono guarite
che quando hanno 2 tamponi negativi hanno comunque subito una infezione importante, sono persone che comunque una volta dimesse dagli ospedali vanno comunque in qualche modo seguite. Comunque è una notizia positiva, stiamo dimettendo persone guarite in numero sempre maggiore. Grazie dottore, arrivederci a tutti.